Un vasto incendio si è sviluppato nel piazzale esterno della GSRL, azienda che si occupa di raccolta di rifiuti urbani, operativa nella frazione di San Giovanni del comune di San Vincenzo Valle Roveto in provincia dell'Aquila. Le fiamme, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero partite intorno alle 15:30 per autocombustione dal piazzale esterno dell'azienda, dove vengono trattati i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Avezzano per dovare le fiamme che hanno interessato i rifiuti stoccati nel piazzale dell'azienda. Sul posto anche i carabinieri di Balsorano e la protezione civile Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto. In seguito all'incendio e dal fumo sprigionatosi dalla combustione dei rifiuti, il comune di San Vincenzo Valle Roveto ha emesso un'apposita ordinanza disponendo per il pomeriggio di martedì 2 luglio, a salvaguardia della salute dei cittadini, la chiusura degli edifici pubblici e la sospensione delle attività lavorative all'interno delle aziende private del comune, ordinando all'intera popolazione di disattivare gli impianti di aerazione forzata e condizionamento, di tenere porte e finestre chiuse fino al momento della cessata allerta e a limitare le uscite dalle proprie abitazioni solo al caso di necessità, ma con l'utilizzo di mascherine.